Un settembre finora assolato e caldo, l'opposto dei travagliati mesi di maggio e giugno vissuti quest'anno dalle località balneari, che si pongono un quesito: ma perché sprecare giornate simili e penalizzare l'ambito turistico con l'apertura delle scuole quasi all'inizio del mese? Abbiamo proposto alla direzione regionale di prendere in esame una nostra richiesta condivisa da tutti i sindaci della Costa Veneto, che in questo momento sono insieme con un protocollo d'intesa di cui ho il coordinamento, di fissare l'inizio dell'anno scolastico almeno 8-10 giorni dopo da quanto avviene. Tutto ormai si gioca per il prossimo anno, ma il Comitato dei Sindaci Litoranei, conscio della diversa situazione climatica nell'area montana della regione, invita a valutare una elastica applicazione della norma in base alla collocazione territoriale, portando esempi concreti della loro difficoltà. Solo i contratti di lavoro per gli stagionali finiscono il 15, quindi è incredibile che un'economia basata sul turismo non possa ottenere uno slittamento dell'inizio dell'anno scolastico proprio garantendo i posti di lavoro. Che poi il ritorno all'antico, visto che fino a fine anni 70 si cominciava il 1 ottobre, giù di là. Io andavo a scuola il 1 ottobre, non c'era nessun dramma. Non è drammatica nemmeno un'altra situazione che però, anche in quest'estate ormai agli sgoccioli, ha creato contrattempi e tenuto spesso lontano la gente dalle spiagge. Parliamo delle previsioni meteorologiche diffusissime sul web e nei canali televisivi, e sono soprattutto quelli nazionali, per gli ovvi condizionamenti di sintesi delle informazioni, ad essere nel mirino. Ci penalizza il fatto di queste previsioni a lungo termine, quando prevedono che il weekend fra 8 giorni ci sarà pioggia, questo ci penalizza le grandi spiagge. In realtà il meteo, noi abbiamo un servizio buonissimo fatto da ARPAV. L'ARPAV dà una segnalazione giornaliera molto buona e soprattutto è apprezzato il fatto che stabilisce la percentuale, cioè ti dice 30% di probabilità di pioggia. Quando è così ridotto vuol dire che non c'è la pioggia, oppure ti dà esattamente com'è lo stato della giornata. Dopo un test collaudato nei mesi trascorsi, si valutano soluzioni per il prossimo anno. E noi pensiamo per la prossima stagione di riuscire a mettere proprio in evidenza attraverso dei monitor questo meteo che ogni mattina è aggiornato 2 volte nella giornata, e quindi possa essere di stimolo, per chi sceglie e si programma il giorno dopo.